Lati in prefettura per scongiurare il commissariamento e un ritorno al vecchio gestore. Nettezza urbana da Agrigento incontro con l'assessore al ramo Nello Amel. Chiusa l'inchiesta Passepartout sui messaggi che filtravano dal carcere all'esterno. Operazione Nebridi su una truffa all'Unione Europea. Il notaio pecoraio di Canicattì torna in carcere. La Proloco organizza il carnevale. Arriva il treno verde di Legambiente. Appuntamenti con San Gerlando. Sabato il docufilm Ero Malerba. Calcio ad Agrigento, l'arbitro internazionale Maresca. Strano record dell'Acragas, non ha mai subito una sconfitta. Volley, la SEAP si prepara al prossimo impegno casalingo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Servizio idrico in provincia di Agrigento, vertice in prefettura del Lati. Si lavora per scongiurare il commissariamento e costruire l'era post Girgenti Acque. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Un incontro con il prefetto di Agrigento, dottor Dario Caputo, si è svolto stamani. È stato chiesto dal presidente del Lati idrico, sindaco di Sciacca Francesca Valenti, accompagnata dal vice, il sindaco di Santa Elisabetta Mimmo Gueli, per fare chiarezza sulla nomina dei commissari fatta dalla Regione Siciliana per la redazione del piano d'ambito, che segue quello di ieri fatto con l'assessore regionale Alberto Piero Bonni, al fine di scongiurare appunto il commissariamento che in atto esiste. Il Presidente chiede atti formali, non solo promesse, affinché si possa realmente passare alla gestione dell'acqua pubblica, visto il fallimento della gestione fatta dai privati fino ad ora. Un incontro oggi con il prefetto per quale motivo? Per fare chiarezza, perché il nostro interlocutore è il prefetto, perché il direttivo del Lati vuole avere chiarezza su tutti i passaggi che hanno portato la Regione ad assumere una decisione come quella che è stata assunta, che riteniamo assolutamente inaccettabile. Ecco, è una decisione che ha stranizzato un po' tutti, ve l'aspettavate poi? Assolutamente no. Lati di Agrigento è indubbiamente Lati più avanti rispetto a tutta la regione siciliana. Abbiamo fatto cose incredibili, fino a qualche tempo fa sarebbero state considerate incredibili. Siamo pronti a costituire l'azienda speciale consortile, abbiamo un aggiornamento del piano d'ambito già affidato alla Sogesid, quindi allo stesso Ministero, e quindi non vediamo perché mai dovrebbe arrivare un commissario, perché mai dovrebbe arrivare una diffida. Quindi la riteniamo lesiva, devo dire, lesiva delle prerogative che sono rimesse al Lati, in tutti gli organi del Lati, e quindi come tale non la consideriamo accettabile. Addirittura avete anche vinto un ricorso contro, a favore degli utenti contro Sicilacque, no? Sì, noi abbiamo vinto tanti ricorsi importanti, anche questo senza risorse adeguate. Lati si è costituita in tutti i giudizi e ha ottenuto delle sentenze favorevoli importantissime, quella che riguarda la tariffa e il piano tariffario. Il TAR Lombardia ha dato ragione a Lati contro il ricorso di Girgenti Acque, che aveva impugnato la nostra tariffa perché la riteneva troppo bassa. Abbiamo vinto un ricorso importantissimo di circa 76 milioni di euro con riferimento alle richieste risarcitorie di Girgenti Acque. In ultimo è l'unica ATI della regione siciliana che assieme ad AMAP ha impugnato l'articolazione tariffaria di Sicilia Acque, che ha un costo enormemente fuori mercato, spropositato a carico dei cittadini, e il TAR della Sicilia ci ha dato ragione. Quindi ci siamo pure costituiti con un intervento ad adiuvandum in tutti i giudizi che riguardano le interdittive antimafia. Abbiamo fatto veramente un gran lavoro e pretendiamo ci venga riconosciuto. Addirittura c'è stata l'onorevole Margherita Roccarrulo che ha chiesto un incontro chiarificatorio al Presidente della Regione. Certo, indubbiamente, noi faremo tutti gli incontri istituzionali che sono assolutamente previsti, non ci mancherebbe, perché bisogna un po' capire quali sono le ragioni che hanno portato ad una scelta del genere, una scelta che secondo noi deve essere assolutamente rivista. È una scelta tecnica o politica secondo lei? Questo io adesso non lo so.
Però devo dire che ho delle forti perplessità che si tratti di una scelta tecnica, perché o vengono commissariate tutte le ATI, ma manco tutte le ATI, perché vogliamo ricordare un'altra cosa che non è banale: l'ATI di Agrigento è l'unica ATI della regione siciliana che ha definito la liquidazione dell'ATO, quindi siamo avanti pure su questo. E allora o la Regione vuole mettere mano a tutto il servizio idrico della Regione siciliana, e allora discutiamone, a iniziare da Catania per continuare con Palermo e per arrivare ad Agrigento. Ma che venga scelta Agrigento di fronte ad un panorama che non vede Agrigento dietro nessuno, noi riteniamo che vogliamo chiarezza, cioè non è una cosa che ci convince, quindi una scelta tecnica, devo dire, in questo momento non mi pare una scelta tecnica. Cosa vi aspettate dal prefetto? Che risposta vi aspettate? Sostegno. Il prefetto rappresenta lo Stato, noi siamo sindaci che siamo stati eletti, che rappresentiamo i nostri cittadini, le nostre comunità degnamente, e quindi noi chiediamo che il prefetto sostenga i sindaci, perché siamo tutti dalla stessa parte, tutti rappresentiamo le istituzioni, noi sindaci siamo in prima linea costantemente a tutelare le ragioni dei nostri cittadini e dei nostri territori. Il prefetto, come rappresentante dello Stato, non può che sostenere le nostre attività, le nostre iniziative, il nostro ruolo. Ecco, un'ultima domanda: si può andare avanti oltre Girgenti Acque? Siamo andati avanti oltre Girgenti Acque, siamo andati avanti oltre Girgenti Acque perché siamo pronti finalmente a quello che forse alcuni non digeriscono, perché siamo pronti ad affidare la gestione dell'acqua pubblica, bene comune, al pubblico, ai comuni, alla gestione che sia di un ente pubblico. Forse questo non è particolarmente gradito. I suoi colleghi sono tutti d'accordo? La stragrande maggioranza sicuramente, perché sono arrivate sollecitazioni da parte di quasi tutti i sindaci della provincia. Abbiamo fatto una scelta forte: l'acqua pubblica deve essere gestita da un ente pubblico, una scelta fortissima. Noi siamo pronti a portare avanti questa scelta e non siamo assolutamente disponibili a un passo indietro che vada verso altre direzioni. La provincia di Agrigento ha scelto la gestione pubblica dell'acqua pubblica e nessuno ci potrà fare cambiare idea. E c'è chi sospetta e vuole scongiurare un ritorno alla vecchia gestione del servizio idrico. Vediamo. Su questa vicenda dell'atidrico, del suo commissariamento, voi siete intervenuti. Ecco, se ci sintetizza qual è la vostra posizione di Intercopa, Comitato Pubblico per l'Acqua? La posizione di Intercopa è quella del Forum regionale Acqua e Beni Comuni Sicilia, che ha diramato un comunicato, e in questo comunicato ci diciamo contrari a questo commissariamento perché è un ostacolo al processo di ripubblicizzazione. È una cosa molto strana che praticamente la provincia di Agrigento e l'ATI di Agrigento, che è l'ATI più avanzata perché ha fatto tutta una serie di passi verso la ripubblicizzazione e da un punto di vista proprio della trafila burocratica è quella più avanti di tutti in Sicilia, venga mandato un commissario ad acta per il piano d'ambito, quando già l'ATI si è attivata per aggiornare questo piano d'ambito attraverso Sogesid, e le altre ATI, ATO che praticamente ci sono in Sicilia non vengono commissariate. Una notizia che è interessante di questi giorni è che l'ATI di Agrigento ha vinto un ricorso al TAR insieme con AMAP Palermo contro il caro acque praticato da Sicilia Acque e avallato dalla regione siciliana. Questo significa che praticamente il prezzo dell'acqua all'ingrosso dovrà diminuire notevolmente, perché dalla sentenza è emerso che veniva più che triplicato rispetto praticamente ad altre parti d'Italia. E dall'acqua passiamo ai rifiuti. Le associazioni a difesa dei cittadini, utenti e consumatori, Unione Nazionale Consumatori e Cittadinanza Attiva, coordinate nell'Agrigentino da Matteo Cardelle e da Pippo Spataro, hanno incontrato l'assessore all'ecologia al Comune di Agrigento, Nello Amel, nel merito della gestione del servizio della nettezza urbana e del piano di raccolta dei rifiuti differenziati. Ci sono le interviste.
Quali le novità? Avete avuto un incontro con l'assessore Amel, ci relazionate in questo senso? L'incontro verteva specificamente proprio sulla problematica che riguarda igiene ambientale. I cittadini di Agrigento pagano in maniera elevata questo servizio, pertanto pretendono che il servizio risponda a canoni di efficacia, efficienza, che non sono quelli ai quali assistiamo tutti i giorni. Le nostre strade con la raccolta differenziata sono diventate stranamente più sporche. Qual è il significato, qual è la causa? Ieri ne abbiamo parlato con l'assessore Amel soprattutto perché riteniamo che vi sia un gap di informazione rispetto alle associazioni, rispetto anche ai cittadini che non possono essere informati singolarmente, ma questo deve avvenire attraverso le associazioni degli utenti e dei consumatori. Quindi abbiamo chiesto di istituire una consulta comunale per i servizi di pubblica utilità dove dentro ci stanno rifiuti, acqua, trasporti, servizi in genere che oggi interessano ogni famiglia agrigentina. Pippo Spadaro, dal suo punto di vista? Oltre ad aver chiesto assieme a Maglio Cardella la consulta dei servizi all'assessore Amel, abbiamo fatto notare come la città materialmente è molto sporca. Al di là del discorso che si hanno, come ha detto lui, il 70-75% della differenziata, abbiamo raggiunto questi limiti, cosa che abbiamo visto che i cittadini non ne traggono vantaggio. Perché materialmente a che serve che è arrivata al 75% se poi la bolletta non scende? E questo è un fatto molto grave. Ma non solo questo, vediamo che abbiamo chiesto dei bidoni molto grandi, posti in posti particolari con colori diversi, che se una persona materialmente non arriva a conferire con i suoi mastelli la spazzatura, può conferirla in questo e materialmente si evita questo sconcio che c'è. Tra l'altro adesso c'è la festa del mandorlinfiore e fare vedere tutta questa spazzatura sicuramente non è un bel vedere, non è un bel biglietto di visita da parte di Agrigento. Chiusa l'inchiesta Passepartout, anche la deputata Occhionero verso il processo nell'ambito di un'indagine che ha coinvolto il suo collaboratore Antonello Nicosia, che avrebbe veicolato all'esterno messaggi provenienti da mafiosi detenuti nei penitenziari sparsi nella penisola con la tessera di assistente parlamentare. Il servizio di Lello Casesa. Continua a suscitare inquietudine la vicenda di Antonello Nicosia, arrestato per mafia ed assistente parlamentare della deputata di Italia Viva Giusy Occhionero, a cui è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini con l'accusa di falso. Il reato commesso della Occhionero, scrivono i giudici, è di far passare Nicosia, ex radicale e suo assistente parlamentare, di poter entrare nelle carceri con lei senza alcuna autorizzazione e di avere incontri con i boss. Stesso reato, aggravato però dal favoreggiamento mafioso, è contestato all'esponente dei radicali italiani Nicosia, che risponde anche di associazione mafiosa. L'indagine, coordinata dalla procuratore di Palermo Francesco Lovoi, dall'aggiunto Paolo Guido e dai PM Francesca Dessì e Geri Ferrara. La Occhionero ha detto di non aver avuto contezza della doppia personalità di Nicosia, formalmente paladino dei diritti dei carcerati, di fatto uomo d'onore che portava all'esterno i messaggi dei boss. Convocata per un interrogatorio dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, la deputata non si è presentata, avvalendosi della facoltà di non rispondere. L'obiettivo di Nicosia era quello invece di fondare un partito finanziato con i soldi dei servizi segreti e scalzare Giovanni Fiandaca dal ruolo di garante per i detenuti. Ed infatti il Nicosia cercava in tutti i modi, con l'aiuto della politica, con post su Facebook e manifestazioni pubbliche, di farsi nominare dal presidente della regione Musumeci al posto di Giovanni Fiandaca nel ruolo di garante siciliano per i diritti dei detenuti ed avviare da subito un progetto per i carcerati ed ottenere finanziamenti dello Stato con l'aiuto naturalmente dei politici.
Operazione Fimes, al centro la società che gestisce l'area adibita a parcheggio vicina al parco archeologico di Calatafimi Segesta nel Trapanese. 2 persone finite agli arresti domiciliari e 5 i destinatari di un avviso di garanzia, fra questi anche l'ex sindaco di Segesta Vito Sciortino. I dettagli nel servizio. 2 arresti e 5 informazioni di garanzia da parte dei carabinieri di Alcamo. A finire in manette Francesco Isca e Salvatore Craparotta. Il primo, noto imprenditore edile titolare dell'area parcheggio del parco archeologico di Calatafimi Segesta, il secondo invece ispettore e vicecomandante della polizia municipale sempre di Calatafimi Segesta sino allo scorso dicembre 2019. Le indagini dei carabinieri hanno dimostrato la chiara esistenza di un patto corruttivo tra Isca e Craparotta. Quest'ultimo, sfruttando il proprio ruolo, avrebbe di fatto agevolato l'attività economica e gli introiti del parcheggio gestito da Isca, multando con assiduità gli automobilisti che parcheggiavano le loro auto al di fuori dell'area a pagamento. La totale sottomissione del Craparotta al volere di Isca è risultato essere il prezzo da pagare per l'assunzione da parte di quest'ultimo dei parenti più stretti dell'ispettore all'interno delle società operanti nel parcheggio. Ad essere state notificate sono inoltre informazioni di garanzia per ulteriori 5 indagati. Si tratta di Maria Craparotta, moglie di Salvatore, dell'ex sindaco di Calatafimi Segesta Vito Sciortino, del comandante della polizia municipale del comune trapanese Giorgio Collura, dell'ispettore Leonardo Accardo e dell'agente Vito Accardo, tutti accusati a vario titolo di favoreggiamento, abuso d'ufficio e falsità materiale ed ideologica. La moglie del Craparotta, in particolare, convocata dai militari dell'Arma per essere interrogata nell'aprile 2019, avrebbe dapprima concordato con il marito la versione da fornire e successivamente avrebbe contattato la moglie di Isca per informarla. L'ex sindaco Vito Sciortino dovrà invece rispondere di abuso d'ufficio e falsità materiale ed ideologica, poiché senza averne titolo avrebbe imposto alla direzione del parco archeologico di Segesta di non far parcheggiare veicoli al suo interno, favorendo in tal modo l'illecita attività di Isca. Francesco Isca è un imprenditore edile originario di Vita e coinvolto marginalmente nella recente inchiesta giudiziaria palermitana sul caso Nicastri Erata. Lo stesso, sino al 2004, conviveva con Paola Anna Maria Crimi, figlia del mafioso Leonardo Crimi. Il GIP del Tribunale di Trapani, concordando con le risultanze investigative acquisite, ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei soli 2 principali indagati, Isca e Craparotta. Un vero e proprio valzer giudiziario sembra aver coinvolto il notaio 74enne di Canicattì Antonio Pecoraro, coinvolto nell'inchiesta Nebrodi su una presunta truffa all'Unione Europea. I particolari nel servizio. Dopo l'arresto in seguito all'operazione antimafia denominata Nebrodi e al rilascio dello stesso da parte del giudice del riesame di Messina per via di un vizio di forma, il giudice delle indagini preliminari ha deciso di accogliere la richiesta della procura e ripristinare per il 74enne notaio di origine palermitana, ma residente da anni a Canicattì, Antonino Pecoraro, la custodia cautelare ai domiciliari insieme ad altri 9 indagati. Secondo la DIA messinese, il notaio canicattinese, già attenzionato dal suo stesso ordine professionale per alcuni movimenti sospetti per atti di uso capione, sarebbe stato un pezzo indispensabile della scacchiera volta a permettere ai componenti del clan non solo l'acquisizione di alcuni appezzamenti di terreno appartenenti a terze persone, senza che questi lo sapessero, ma anche a perpetrare una truffa nei confronti dell'Unione Europea, ricevendo i finanziamenti messi a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per i proprietari di fondi agricoli. L'indagine è stata condotta dai carabinieri del ROS, del Comando Provinciale di Messina e del Comando Tutela Agroalimentare dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina. Pecoraro è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell'operazione antimafia sulle cosche dei Nebrodi. Infatti, in modo diffuso, Pecoraro, scrive il giudice nell'ordinanza dell'operazione Nebrodi, ha stipulato atti molto peculiari, raffinati ed identici, spia di consapevolezza e apporto alle associazioni mafiose. Sono stati inventati atti di compravendita
vendita tra un presunto dante causa, dichiaratosi proprietario di determinate particelle per uso capione, non accertato giudizialmente, e un presunto avente causa, dichiaratosi disposto a propria volta ad acquisire a proprio rischio tali particelle. Quasi inutile sottolineare come il notaio in tali casi abbia esibito un diritto inesistente su proprietà di ignari soggetti terzi, consentendo tuttavia all'avente causa, grazie ai crismi formali dell'atto concluso, di avvalersi di un apparente titolo suscettibile di trascrizione, per converso insuscettibile di contestazione da parte di un pur avveduto operatore, per reclamare l'operazione dei contributi in agricoltura. Secondo gli inquirenti, dunque, Pecoraro sarebbe un professionista al servizio del clan, capace di confezionare atti di uso capione con cui venivano ceduti alcuni terreni nel Messinese a terze persone senza che i reali proprietari lo sapessero, per essere poi utilizzate nelle richieste di finanziamento europeo. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Anche Agrigento e il suo carnevale, ad organizzarlo è la Proloco presieduta da Cristian Vassallo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Parliamo di questo carnevale al via qui a Piazza Pirandello? Sì, è il secondo carnevale organizzato dalla Proloco Agrigento, qui i bambini ci invadono, quest'anno dedicato ad Agrigento 2020, 2600 anni di storia, le scuole partecipanti sono l'Esseneto, la Quasimodo e la Rita Levi Montalcini. Abbiamo diversi sponsor, il comune di Agrigento è presente e anche il parco archeologico, e stiamo dando il via a questa esibizione. Ovviamente i bambini sono vestiti da greci, da gruppi folcloristici eccetera, per inneggiare alla nostra città. Il carnevale ad Agrigento ritorna E parte da Agrigento. Ecco, mi pare che siamo al terzo anno oramai che abbiamo inaugurato questa iniziativa grazie alla Proloco, che coinvolge le scuole. È un bel momento di condivisione, coinvolge genitori, insegnanti che lavorano anche al progetto. Anche Agrigento da qualche anno, pochi anni, ha il suo carnevale. È stata una bellissima esperienza l'anno scorso, quindi l'abbiamo voluta ripetere, ed è anche una bella occasione per far capire ai bambini le origini della nostra città. Un'origine che si va perdendo. La Valle dei Templi, naturalmente, bisogna valorizzare tutto questo che abbiamo, queste risorse che abbiamo. È diretto da Luigi Costanza, che ci ha invitati ed è felice di farci partecipare a tutte queste manifestazioni, perché appunto apre le porte a tutto quello che di nuovo e di positivo c'è per la scuola. Poi anche per i bambini, no? Sicuramente la priorità va data ai bambini, che sono i protagonisti della giornata. Rita Levi Montalcini, la scuola dell'infanzia Santa Chiara, ha partecipato con i vestiti del Gattopardo. Ti piace? Sì, tantissimo. Siamo felici di rappresentare anche noi questo carnevale con la nostra scuola, la nostra dirigente ci ha dato la possibilità e noi siamo orgogliosi. Come li avete vestiti? Noi siamo messicani, siamo una scuola dell'infanzia e poi ogni classe della scuola elementare ha interpretato un gruppo diverso, abbiamo rappresentato il mandorlo in fiore. È arrivato stamani per la prima volta ad Agrigento, alla stazione bassa, il treno verde di Legambiente. Vediamo. Claudia Casa, oggi il primo dei 3 giorni del treno verde qui ad Agrigento alla stazione bassa, con un vasto e ricco programma, ce lo sintetizzi? Sì, il programma è vasto e ricco ed è tutto mirato a creare e realizzare consapevolezza. Tutte le mattine il treno verde qua al binario 1 della stazione bassa ospiterà soprattutto le scolaresche, alle quali sarà proposto proprio un percorso guidato sul treno per mostrare, diciamo, quello che avviene con i cambiamenti climatici, ma anche quello che possiamo fare noi per contrastare i cambiamenti climatici. Quindi le 3 carrozze del treno sono attrezzate proprio con questa funzione. Ci saranno però anche dei momenti di approfondimento che riguarderanno per esempio la biodiversità e l'importanza del suo recupero proprio per contrastare i cambiamenti climatici. Avremo una serata allo Spazio Temenos con la proiezione del documentario Deforestazione Made in Italy, per capire quali sono anche le nostre responsabilità riguardo appunto ai fenomeni di deforestazione che avvengono nel mondo. E poi 2 cose molto importanti segnaliamo.
che saranno tutte e due sabato. Intanto sabato questo binario verrà trasformato in una vera e propria galleria d'arte con una estemporanea di pittura a cura di bellearti.it, e poi sul treno sabato presenteremo uno studio interessantissimo, il bollettino climatico di Agrigento, che prende in esame appunto le variazioni climatiche della città di Agrigento degli ultimi 40 anni e quindi ci farà capire per esempio quanto è aumentata la temperatura nella nostra città negli ultimi 40 anni. Ovviamente tutto questo lo faremo ospitando sul treno anche esperti con i quali confrontarci. Il messaggio del Treno Verde quest'anno è Change Climate Change. Noi abbiamo creato la crisi climatica, noi abbiamo la possibilità di fermarla. Siamo forse una delle ultime generazioni che avrà questa opportunità, come ci spiegano gli scienziati e anche i giovani che sono scesi in piazza in tutto il mondo. Per farlo bisogna partire dalla principale causa della crisi climatica, che sono le fonti fossili. Le tecnologie per uscire dall'era fossile ci sono, le energie rinnovabili, il risparmio energetico. Purtroppo in molti non lo vogliono capire, a partire dal governo, ma anche le grandi industrie come Eni, che continuano a investire principalmente nelle fossili e lasciano alle rinnovabili solo le briciole. La spinta di Greta è stata importante anche per sollevare le coscienze un po' di tutta la nazione, di tutto il mondo, no? Sì, è stato fondamentale anche come spinta culturale per i cittadini, per capire che è importante anche cambiare i nostri stili di vita, i nostri comportamenti, però ora è il momento delle scelte da parte delle istituzioni, da parte delle aziende, perché non possiamo più aspettare. E gli scienziati ce l'hanno detto, per essere d'accordo con l'accordo di Parigi l'obiettivo è tenere la temperatura entro 1,5 gradi. E per farlo bisogna agire subito, bisogna uscire dalle fonti fossili e cominciare ad investire nelle tecnologie pulite che ci sono competitive, possono creare posti di lavoro, quindi non ci sono più alibi. Anche il sindaco di Joppolo qui alla stazione bassa per il Treno Verde, perché c'è una motivazione, ma ce la dirà lui stesso. Sì, io sono molto onorato che il mio comune sia stato scelto ad essere presente qua a questa bellissima manifestazione organizzata da Lega Ambiente con il Treno Verde. La scelta del mio comune è perché ci stiamo muovendo, è da qualche anno che stiamo proprio cercando di investire e quindi di realizzare affinché tramite un efficientamento energetico si possa sprigionare il meno possibile CO nell'atmosfera, il CO2 nell'atmosfera, e quindi da questo punto di vista Joppolo ha già realizzato diversi impianti fotovoltaici di efficientamento energetico, abbiamo già fatto una gara con un project finance affinché si possa fare tutto l'impianto elettrico dell'illuminazione pubblica con un risparmio energetico abbastanza considerevole, e a giorni partiranno proprio i lavori. Stiamo facendo divulgazione ai ragazzi delle scuole per spiegargli quali sono le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici, e proprio in questo momento stiamo cercando di capire quali sono le azioni che ciascuno di noi può fare per risolvere e migliorare questo problema. È molto interessante, chiederei di portarla in tutto il mondo e di farla tutti, non solo alcune persone. Quanto è importante oggi, diciamo, un ambiente pulito e verde? Tanto. Faccio la raccolta differenziata, anche cammino a piedi per evitare di inquinare il pianeta, poi anche a scuola raccogliamo i vari oggetti e li mettiamo nei contenitori appositi. Studio tecnico per geometri Filippo Brunelleschi qua di Agrigento. Niente, la Lega Ambiente ci ha invitato e noi abbiamo voluto partecipare con una classe appunto a questa iniziativa abbastanza importante. L'Ars decide il rinvio delle elezioni per le ex province e il 15°, il voto tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Intanto saranno prorogati gli incarichi dei commissari particolari nel servizio.
Approvato all'Assemblea regionale siciliana il rinvio delle elezioni nelle ex province. Con 31 voti a favore, nessun contrario e 2 astenuti, il disegno di legge è passato. I deputati del Movimento 5 Stelle non hanno votato, come preannunciato dalle parlamentari Giannina Ciancio ed Elena Pagana, intervenute durante la seduta criticando l'ennesimo rinvio. Il voto quindi è previsto tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Nel frattempo, gli incarichi dei commissari verranno prorogati. Il testo esitato dalla prima commissione, approvato dall'Aula, che rinvia a settembre l'elezione dei rappresentanti dei liberi consorzi, dichiara Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti, è un atto dovuto perché si assicuri al meglio la democrazia partecipativa, consentendo a tutti gli amministratori di partecipare alle operazioni elettorali. Era inimmaginabile che i comuni prossimi alle elezioni per scadenza naturale, piuttosto perché commissariati, non potessero partecipare alla prima elezione degli organi del libero consorzio. Ecco perché il rinvio è un atto dovuto e non politico. Allo stesso tempo abbiamo stabilito la necessità che nelle more delle elezioni che metteranno fine alla lunga stagione del commissariamento si addivenga celermente alla costituzione dell'Assemblea del Libero Consorzio, organo quest'ultimo di natura consultiva e propositiva, aggiunge Pullara, che anche nel periodo commissariale può e deve svolgere la propria funzione perché i singoli comuni siano partecipi attivamente alla programmazione quotidiana dell'ente. Così facendo inizia finalmente la costituzione della rappresentanza democratica che segna il passo alla stagione dei commissari, conclude il parlamentare licatese. Insediare entro aprile le assemblee dei sindaci dei liberi consorzi, ha detto in aula invece il capogruppo del PD Giuseppe Lupo, illustrando ai parlamentari dell'Arso un emendamento al disegno di legge sul voto per ex province, poi approvato dall'Aula per garantire collegialità e partecipazione, migliorando l'attività delle ex province già prima delle elezioni di secondo livello. Infine, i deputati del Movimento 5 Stelle all'Ars, annunciando la non partecipazione al voto, hanno detto: non ci stiamo, quella in corso è una inutile pantomima che nasconde interessi esclusivamente politici, che non tiene in nessun conto i servizi al cittadino. È un gioco da cui ci tiriamo fuori. Una nuova app ha conquistato gli smartphone nei giovani. Dalla Cina arriva TikTok, nata come una piattaforma di video musicali amatoriali, ma che poi ha allargato il suo bacino a tutti i tipi di video brevi. Sì, questa piattaforma va di moda, è la sfida spaccatesta, che però può essere davvero pericolosa, dal momento che la vittima, inconsapevole della sfida filmata, arriva a sbattere con la schiena e la testa sul pavimento, con conseguenze che potrebbero anche essere molto gravi. Ci racconta tutto il sociologo Francesco Pira. Nelle ultime ore è stata rilanciata con forza, si è diffusa anche per fortuna nei gruppi di WhatsApp delle mamme, che questa volta possono fare un lavoro importante, meritorio. Si è diffusa questa nuova challenge di TikTok, questa Skullbreaker, che sostanzialmente è uno sgambetto fatto mentre stai saltando, e quindi chi è in mezzo tra altre due persone cade a terra, può sbattere la schiena, può sbattere la testa e soprattutto può fare una brutta fine. Già ci sono stati dei casi atroci in cui le persone sono morte o sono gravemente ferite, almeno queste sono le notizie di stampa. Si parla già di 2 morti per questa challenge che è stata lanciata su TikTok. La cosa che mi fa imbestialire è che ci sono anche dei video di esempio fatti da adulti, non soltanto dai ragazzini. I video dei ragazzini stanno girando via WhatsApp, attraverso Telegram, in maniera vorticosa, e molte persone si sono chieste: ma è giusto parlarne, è giusto non parlarne? Intanto è giusto parlarne in alcuni canali e non in altri, perché è molto importante che il messaggio arrivi ai genitori, il messaggio arrivi agli educatori, che si parli a scuola anche di questa nuova sfida, che dopo quella della candeggina mista al disinfettante sull'occhio per fare cambiare il colore dell'iride mi sembra pericolosissima. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di fare buona informazione, non è quello di criminalizzare i social network, ma è quello di spiegare, per esempio, che bisogna
sapere se i propri figli sono su TikTok e cosa fanno, cosa vedono. Per questo anche lo stesso social network cinese TikTok appunto ha già previsto una sorta di parental control, cioè la possibilità che i genitori possono sapere quando i figli hanno accesso su TikTok e addirittura anche una misurazione del tempo in cui riescono a stare dentro il social network, applicazioni che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Comunque la situazione è una situazione, come ho detto più volte anche in numerosi convegni e incontri, è una situazione quasi al limite e bisogna in qualche modo intervenire, bisogna in qualche modo trovare una chiave per parlare con i ragazzi e soprattutto ci vuole consapevolezza da parte dei genitori. I genitori devono sapere come giocano i loro figli, se questo si può considerare un gioco, perché una sfida come questa è soltanto violenza. La diocesi di Agrigento celebra San Gerlando, il suo santo patrono, con un percorso storico documentale ma anche con un laboratorio per bambini. L'intervista a Don Giuseppe Pontillo del nostro direttore Arturo Cantella. In vista della prossima festività solenne di San Gerlando, giorno 25 febbraio, oggi si inaugura questo percorso con 2 qualificati interventi, un momento sicuramente importante anche per la Chiesa agrigentina, per il suo momento in cui gli agrigentini hanno fede verso questo santo patrono. In occasione della festa di San Gerlando in corso abbiamo pensato quest'anno di porre l'attenzione proprio sulla figura e sul corpo del santo, ed ecco che allora il percorso storico documentario prevede la mostra di alcuni documenti, dalla pergamena di Ruggero al Libellus al Pontificale, che narrano della vita di San Gerlando, e un prezioso reliquiario con la reliquia del dito di San Gerlando. Questo percorso storico documentario è introdotto da 2 relazioni che fanno il professore Don Vincenzo Lombino sul corpo del santo, quindi la santità durante il periodo normanno-svevo, la dottoressa Brancato, che presenterà questo preziosissimo reliquiario, uno tra i più preziosi che si trovano in Sicilia, ma tra i più preziosi d'Europa, con il dito di San Gerlando. Un momento per porre l'attenzione sulla conoscenza che è necessario avere nei confronti del santo patrono. Forse ci sentiamo un po' distaccati da questa figura che ci permette oggi di essere l'Agrigento cristiana, l'Agrigento moderna anche, che riteniamo di essere, e allora la città deve riappropriarsi del suo santo patrono, e per tutto l'anno allora questo percorso storico documentario permetterà, attraverso anche pannelli didattici, di riscoprirne la storia, la vita, la santità, per riscoprire la identità di Agrigento e della comunità cristiana agrigentina. Parliamo un po' del programma della festività, una chiesa agrigentina che si mobilita ogni anno per festeggiare appunto il santo patrono della città. Ha detto bene, una chiesa agrigentina, perché è la festa non solo della città ma è la festa anche della diocesi. È in questi giorni che ci preparano al 25 il busto reliquiario, che è custodito stabilmente al museo, farà visita ad alcune città della nostra diocesi, già a Cammarata, Villaggio Mosè, la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Lucca Sicola ed Aragona. Notiamo un grande concorso di popolo, cioè nel territorio la figura e la presenza delle reliquie di San Gerlando riescono a congregare attorno tutta la comunità, che sia un segno anche per noi di Agrigento, in maniera tale da poter partecipare sabato 22 alla processione di San Gerlando, che partirà dalla cattedrale alle ore 16, farà sosta alla Basilica dell'Immacolata per celebrare la messa alle 18 e ritornare in cattedrale, e la processione sarà fatta con le reliquie di San Gerlando, non una statua, un voler riconsegnare alla città il suo santo, perché questa città possa ancora una volta risollevarsi e risorgere. Sono previste altre iniziative? Avremo lunedì 24 l'ordinazione diaconale, anche questa inserita nella festa di San Gerlando, un momento molto importante, perché dice una chiesa che è viva attraverso le vocazioni che vengono consegnate, e questa è la vocazione a servizio, e sarà la celebrazione dell'ordinazione diaconale alle ore 17 qui in cattedrale, e poi il 25 il solenne pontificale alle ore 18 sarà presieduto da Monsignor Vincenzo Bertolone, che è vescovo di Catanzaro Squillace, ma è anche il postulatore della causa di beatificazione del giudice Livatino.
un momento importante anche per i ragazzi della nostra città. Domenica alle ore 16 fino alle ore 17:30 un laboratorio storico sulla figura, le figure di San Gerlando lo faremo al Museo Diocesano in via Duomo 96 con una merenda medievale e i giochi medievali. Sarà anche questo un momento molto importante per avvicinare i ragazzi e le famiglie alla figura di San Gerlando. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Sabato prossimo 22 febbraio ad Agrigento, allo spazio Temenos della Chiesa San Pietro, in via Pirandello alle ore 17:30, sarà proiettato il più volte premiato docufilm Ero Malerba, la storia di Giuseppe Grassonelli, scritto dal giornalista del TG5 Carmelo Sardo, che sarà presente all'evento. Seguirà un dibattito con 2 magistrati del Tribunale di Agrigento, il GIP Stefano Zammuto e il procuratore aggiunto Salvatore Vella, insieme al regista Toni Trupia e ad Alessandro Accurso Tagano, che ha organizzato la manifestazione. Nel corso del dibattito Carmelo Sardo leggerà anche una lettera agli agrigentini scritta da Giuseppe Grassonelli. Vediamo. È un'immensa gioia per me tornare ad Agrigento, nella mia città, e per la prima volta tornarvi per proiettare il docufilm Ero Malerba, scritto con Toni Trupia, che ne è il regista, anche sulla storia potente di Giuseppe Grassonelli. Una storia che molti di voi conosceranno ed è un evento unico perché mai prima d'ora un detenuto ergastolano si era aperto così davanti alla cinepresa senza avere mai voluto collaborare con la giustizia, e nonostante questo ha consegnato in una forma di collaborazione civile la sua verità, i suoi rimpianti, il suo percorso di recupero, di resipiscenza strepitoso, che chi ha letto il libro Malerba, che ho scritto a 4 mani proprio con Giuseppe Grassonelli, conoscerà bene e saprà di cosa stiamo parlando. Ma attenzione, l'occasione di questa proiezione del docufilm Ero Malerba di Toni Trupia offre lo spunto per poter parlare di un argomento su cui si preferisce glissare in questo paese, e cioè l'ergastolo, in particolare l'ergastolo stativo, ma non tanto per capire di cosa si tratti, ma soprattutto alla luce della recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha sostanzialmente invitato l'Italia a rivederlo, ad abrogare l'ergastolo ostativo. Lo stanno facendo? Ecco, di questo cercheremo di fare il punto e di parlare con autorevolissimi ospiti come il GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il mio caro amico, che è l'organizzatore, insieme agli amici di Spazio Temenos di Agrigento, dove ci sarà questa proiezione e questo dibattito, il mio caro amico, dicevo, il titolare del Mercante dei Libri, Alessandro Accurso Tagano. L'appuntamento è per le 17:30 di sabato 22 febbraio allo spazio Temenos di Agrigento. Mi raccomando, un consiglio pratico: venite prima perché c'è da fare un piccolissimo biglietto, prendere poi posto, e alle 17:30 in punto cominceremo. Non perdetevi questo docufilm, il pluripremiato docufilm Ero Malerba, che peraltro il 25 febbraio andrà al Centro di Cultura Italiana di Budapest, in Ungheria, per essere proiettato anche lì. Vi aspetto sabato 22 febbraio, ore 17:30, cominciamo lo spazio Temenos di Agrigento. Siamo adesso allo sport. L'arbitro internazionale Fabio Maresca è stato ospite della sezione AIA di Agrigento per tenere una riunione tecnica agli associati agrigentini. Durante il pomeriggio Maresca ha avuto modo anche di allenarsi con gli arbitri e gli assistenti. Tonino Butera. È con grande piacere che abbiamo ad Agrigento Fabio Maresca, un arbitro nazionale ora internazionale. La sua venuta ad Agrigento per dare un contributo a questi giovani della sezione presieduta da Gero Drago e Danilo Costanza, che è il suo vice.
Un grande piacere essere qui in questi luoghi magnifici. Stamattina ho avuto l'opportunità di visitare la Valle dei Templi e oggi di allenarmi con questi fantastici ragazzi. Stasera avremo un incontro tecnico e per noi è sempre un grande piacere essere qui e restituire quello che ci è stato dato dai nostri maestri, quindi spero stasera di essere d'aiuto per i giovani agrigentini. Grazie. Mister, quanto sono importanti questi momenti professionali? Fondamentali, spero, poi dipenderà dalla qualità che riuscirò a mettere nella riunione. Vi ringrazio. Nino Costanza, arbitro di Serie C, agrigentino puro sangue anche di Aragona. Come è stato questo allenamento? Cosa può trasmettere un arbitro come Fabio Maresca ad una sezione? Sì, per noi è fondamentale avere arbitri di questa caratura. Lui è un internazionale, è una persona straordinaria, come tutti i nostri colleghi. Per noi è un'opportunità unica avere queste possibilità che lei ci dà di mandare gente che ha questa carriera, che può trasmettere a noi più giovani queste possibilità di crescita costante. La sezione Agrigento sta facendo tutto, come tutte le altre, per avere queste possibilità costantemente. C'è un impegno di Gelo Drago, il presidente, del consiglio direttivo, e oggi è un'altra grande occasione che abbiamo avuto, che lei ci ha fornito con Maresca, che per noi è fondamentale. Per la nostra sezione oggi è una di quelle serate da ricordare, perché Fabio Maresca è neo promosso arbitro internazionale, ma è uno dei giovani a disposizione di Nicola Rizzoli della CAN, più in questo momento in auge, è quello che sta dimostrando le qualità tra i giovani più importanti e meritatamente in questo momento ci sta rappresentando a livello internazionale. Si aggiunge ai tanti colleghi che in questi anni abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare, colleghi che io ci tengo a precisarlo, non vengono qui a fare passerella o a passare 3 giorni di vacanza, bensì vengono per far crescere e migliorare i nostri ragazzi. Per i nostri ragazzi potersi allenare un giorno insieme a un arbitro di Serie A, poter fare una riunione come quella che faranno questa sera, potendo chiedere tutte quelle che sono le loro curiosità e nello stesso tempo ricevendo tutte le indicazioni di un arbitro di questo livello, è sicuramente un momento di crescita unico che non tutti hanno la fortuna di avere. Per me è un vero piacere ogni volta che il presidente Drago mi invita a questa riunione, perché incontro sempre gli amici e soprattutto riesco sempre ad apprendere qualcosa di nuovo e di importante, quindi sono riunioni molto proficue. Si ribadisce sempre il gran lavoro che si fa in provincia di Agrigento in sintonia con l'AIA, quindi con il presidente Drago, e questo ci ha portato sicuramente a un lavoro ottimo in sintonia sia con noi che gli arbitri, riuscendo ad ottenere dei bei campionati, quindi diciamo che la violenza che ultimamente negli ultimi anni viene in provincia di Agrigento è diminuita moltissimo grazie al lavoro fatto con il presidente. Cosa ne pensi di questa stagione agonistica, in virtù anche che noi facciamo calcio giovanile e quindi ci sono le società che accolgono i giovani arbitri, quindi credo che tutto stia andando bene questa stagione. Sì, sono d'accordo, sta andando bene, grazie, ripeto, al lavoro fatto all'inizio dell'anno. Noi abbiamo fatto una bella riunione qua all'AIA con i dirigenti della società, i protagonisti, gli attori che vanno in gamba e gli arbitri. Questo ci ha permesso di conoscersi e quindi diciamo che il lavoro fatto sia come prevenzione da componenti della federazione, da me, da tutti gli staff, e siamo riusciti a prevenire eventuale incidente e quindi sta procedendo tutto per il verso giusto, quindi siamo contenti per ciò che stiamo facendo in provincia di Agrigento, sempre, ripeto, con la collaborazione dell'AIA. Onestamente questa sezione ha dato merito a Gero, sempre diciamo arbitri di altissimo livello, e questo è importante perché questi ragazzi hanno bisogno di trovare le motivazioni e di trovare gente che li possa sempre preparare. Maresca, diciamo, un internazionale, un di Serie A, un grandissimo arbitro. Ebbene, stasera penso che darà, come dire, una lezione di quello che bisogna fare per diventare arbitri. Per quanto ci riguarda, noi siamo come dire, la Lega Nazionale Dilettanti, e credo e sappiamo, abbiamo la responsabilità di capire che arbitri di Serie A si diventa come si diventa giocatori di Serie A, facendo il passaggio attraverso tutte le categorie possibili. Bene, noi come società dobbiamo saperlo, che questi ragazzi, per poter diventare poi un domani arbitri di Serie A, le esperienze li fanno sui nostri terreni, sui nostri campi da gioco, e le esperienze non sono altro che gli errori della vita, quindi questo dobbiamo comprenderlo, così come dico agli arbitri che sono giovani, le società capiscono questo, capiscono l'errore, ma loro devono anche capire che le società però esigono non un rispetto, un dialogo. Ecco, talvolta non trinceriamoci dietro fasi o copriamoci, diciamo, quando c'è un errore
si può anche ammettere, io penso che sia normale e le società penso che accetteranno questo, quindi dialogo da ambo le parti, noi dobbiamo sapere che questi debbono crescere con gli errori che la domenica fanno e loro devono sapere che noi vogliamo il dialogo. Calcio, strano record per l'Acragas, è in terza posizione ma non ha mai subito una sconfitta. Carmelo Lentini. Lo strano record dell'Acragas sta facendo il giro delle cronache sportive nazionali. La compagine biancazzurra, pur trovandosi in terza posizione, ben lontana 8 punti dalla battistrada Dattilo, è tra le 5 squadre dalla Serie A all'eccellenza a non aver subito l'onda della prima sconfitta stagionale. Delle 5 la Turris, partecipante al torneo di Serie D, è una di queste, mentre le rimanenti 4 militano nei vari gironi di eccellenza. Tra queste c'è l'Acragas con 12 successi e 10 pari, che detiene però e solamente il terzo posto in classifica alle spalle di Canicattì, 2 punti, e Dattilo, le cui distanze sono ben 8. Troppi i pareggi, 10, che stanno determinando una rincorsa difficile per il raggiungimento della sospirata promozione in Serie D. Ma vediamo di conoscere le altre 4 imbattute del torneo di eccellenza. Il comprensorio vairano del torneo molisano, attuale leader della classifica con 16 vittorie e 5 pari. Poi c'è il San Luca, una squadra calabrese, anch'esso in vetta grazie a 12 vittorie e 10 pari. Infine le 2 siciliane, Paternò e Acragas. La prima partecipa al girone B ed è capolista con 16 vittorie e 5 pari, mentre l'Acragas permane al terzo posto. Alla conclusione del campionato di eccellenza mancano adesso 8 giornate e l'obiettivo dell'Acragas, salvo quello del Dattilo, potrebbe essere centrato solo dai sempre più probabili play-off. Intanto, domani pomeriggio, a partire dalle ore 15, a Palma di Montechiaro l'Acragas parteciperà alla prima Coppa di Carnevale, insieme all'FC Gela, che è una squadra militante nel campionato di eccellenza Girone B, e allo stesso Gattopardo di Palma di Montechiaro, che milita nel campionato di promozione anch'esso del Girone A. Alle 15 si inizierà con Acragas e Gattopardo, cui seguiranno alle 15:45 Gela Acragas e alle 16:30 concluderanno Gattopardo Gela. Volley femminile B1, seconda partita consecutiva in casa per la SEAP Dallicardillo Aragona, che affronterà la Givova Fiamma Torrese, formazione campana di Torre Annunziata, ottava in classifica con 16 punti e in piena lotta per la salvezza diretta. La SEAP Dallicardillo Aragona, sabato 22 febbraio al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, affronterà la Fiamma Torrese per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B1 Girone D. Il match assegna punti importantissimi per entrambe le formazioni in lotta per diversi obiettivi. La squadra del neocoach Massimo Dagioni, vice capolista del girone, deve conquistare l'intera posta in palio per continuare a sperare nella promozione diretta in A2, mentre la formazione campana è alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Ci sono dunque tutti i presupposti per assistere ad una bella partita vincente. Il fattore campo potrebbe essere un'arma in più per Capitan Donà e compagne, ma attenzione al sestetto Oplontino, che nel corso del campionato ha fatto soffrire le formazioni più accreditate per il salto di categoria. Fiamma Torrese, allenata da Adelaide Salerno, un organico ben assortito in ogni reparto, con giocatrici esperte e giovani molto interessanti. Da tenere d'occhio il capitano Chetti Vinaccia, centrale dall'indiscusso valore tecnico, e dell'opposta mancina Dora Sollo, che nel recente match contro il Chieti ha totalizzato 23 punti. La seconda centrale titolare è la fortissima Marianna Vugigo, di origine croata ma italiana al 100%. Completano il sestetto tipo le schiacciatrici Laura Facendola, sorella di Angela della SEAP Dallicardillo Aragona, e Marianna De Siano. La pareggiatrice titolare è Giusy Palladino. Il ruolo di primo libero è ricoperto dall'esperta Jessica Moretti. I punti in classifica della formazione di Torre Annunziata sono 20, frutto di 6 vittorie e 8 sconfitte. In perfetta parità il conto dei set, 27 vinti e altrettanti
punti persi. L'obiettivo principale della Fiamma Torrese è la salvezza. La SEA Pedalicardilo Aragona sta ultimando la preparazione atletica. Le giocatrici sono tutte in ottime condizioni fisiche e promettono il massimo impegno per conquistare 3 punti di fondamentale importanza per non interrompere la rincorsa alla capolista Cerignola, avanti in classifica di un solo punto rispetto alle biancazzurre. La partita in programma alle 17 sarà diretta dal primo arbitro Gabriele Mantegna e dal secondo arbitro Andrea Caronna, entrambi della sezione FIPAV di Palermo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.